Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo appunto di questo patrimonio inestimabile che va sotto la voce di Ville Venete, quindi espressione della civiltà antica di secoli e secoli fa, ma che oggi insomma appunto ha bisogno di interventi, di cure, di passione, di attenzione, di tante cose. Allora, ritorna ai nostri microfoni per appunto spiegare le iniziative poste in essere appunto per la tutela delle ville venete, la presidente associazione Ville Venete, Isabella Colalto de Croix. Pronto? Salve, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno Buongiorno a Presidente. tutti i Tutto bene? Sì, ascoltatori. Perfetto, tutto bene, bene, ok. siamo molto carichi, pieni di voglia di comunicare quello che stiamo facendo e voglia di Certo. coinvolgere tutti i nostri ascoltatori e in realtà tutto il pubblico che comunque ha le ville venete come tesoro a portata di mano. Certo, le vediamo intorno a noi, immerse nel verde, però insomma hanno sempre bisogno appunto di qualche manutenzione, di qualche intervento, offrono tante possibilità, però ci vuole anche chi appunto porta avanti questo compito. Allora, andiamo un po' a due progetti interessantissimi che abbiamo visto attraverso la stampa, ne parliamo. Si chiama Grand Tour e Grand Pass. In che cosa consistono, Presidente? Bene, sono due strumenti, diciamo, relativamente semplici ma estremamente efficaci, che stanno già dando ora veramente bellissimi risultati. Allora, cominciamo dal primo, il Grand Tour. Sì. Come ricorderete il Grand Tour, no? Quello dei viaggiatori Sì. del Settecento che arrivavano dall'Inghilterra e poi visitavano le nostre bellezze in Italia, ed era proprio un viaggio culturale. Ecco, noi vogliamo riproporre un pochino la stessa cosa. E come abbiamo agito? Abbiamo deciso di aggregare, di mettere in rete una trentina di ville, le ville che hanno voluto aderire alla nostra iniziativa, ville di soci facenti parte dell'Associazione per le Ville Venete. E dunque abbiamo elaborato una specie di pieghevole, voi vi direte una cosa semplice, è proprio per quello, è qualcosa di estremamente efficace, di estremamente veloce da consultare, ovvero sia per ogni villa sono riprese le offerte della villa al pubblico, ovvero sia se ci sono delle degustazioni, se ci sono delle visite, orari, eccetera. Il tutto nelle due lingue, perché naturalmente il nostro patrimonio ce lo invidia il mondo intero e dunque siamo anche meta di visitatori stranieri. Allora l'idea è attraverso queste 31 ville di creare dei percorsi, degli itinerari. C'è ad esempio una indicazione di quelle che sono le distanze tra villa e villa, e questo è naturalmente qualcosa di molto simpatico, ma proprio quest'idea di utilizzare praticamente questo progetto proprio per villeggiare, un po' come dicevamo facevano i nostri predecessori già nel Settecento, utilizzando proprio la bellezza quale filo conduttore. Ancora, chi è diretto a questo progetto? Lei ha detto anche stranieri. Che pubblico abbiamo per le nostre ville? Noi veneti intanto sono frequentate dai veneti, perché è la prima domanda che mi viene spontanea. Guardi, devo dire che quello che abbiamo appena vissuto, questa pandemia del Covid, in realtà ci ha fatto capire che viaggiare era diventato estremamente complicato, se non addirittura impossibile, e dunque in realtà le ville venete costituiscono una risorsa veramente a portata di mano. Sono ideali per un turismo di prossimità. Pensate che ci sono ben 4.300 ville venete fra Veneto e Friuli. Il Friuli ne conta circa 500 e la parte rimanente in Veneto. Naturalmente non tutte le ville sono aperte al pubblico, non tutte le ville sono visitabili, non tutte le ville fanno parte della nostra associazione. Però diciamo con questo strumento, quello del Grand Tour, offriamo praticamente indirizzi molto utili, contatti precisi, con questa leggenda che è proprio veloce e pratica e dunque si adatta perfettamente ad una consultazione efficace. Dunque il visitatore è chiunque abbia voglia di approcciarsi alle ville attraverso le 1000 proposte che le ville hanno, ovvero sia c'è la proposta naturalmente culturale innanzitutto, a partire dalla storia, architettura, affreschi, patrimonio scultoreo, eccetera. Però ci sono anche le degustazioni, perché non dobbiamo dimenticare che le ville venete sono nate come centri aziendali delle famiglie veneziane nella terraferma, dunque centri aziendali, aziende agricole, aziende agricole, esatto. E questo significa che ci sono parecchie
delle ville venete che hanno ancora un'attività agricola ad essa legata e di conseguenza il visitatore ha la possibilità, spesso e volentieri, dipende dalle ville perché non tutte offrono le stesse cose, però il visitatore ha la possibilità ad esempio di fare delle degustazioni di vini, ha la possibilità di ristorarsi un po' di più, ovvero sia di pranzare veramente, ha la possibilità di assaggiare i prodotti locali, cioè è veramente lo sviluppo di, diciamo, un'attenzione al chilometro zero, perché tutto viene prodotto in loco e questo è un aspetto importantissimo, soprattutto in questo momento, perché proprio ora abbiamo, è molto di moda, ma non è solo un cliché, non sono solo parole fatte, eccetera, frasi fatte, è molto di moda e giustamente il turismo esperienziale, il che vuol dire fare esperienza in queste varie situazioni, in queste ville, fare esperienze di vario tipo, che sia dall'esperienza culturale a quella gastronomica, enogastronomica, a quella semplicemente botanica, di visita, il parco, il giardino, oppure anche di eventi personali che si possono culturali, anche organizzare, teatrali, culturali, certo. di tutto. Allora, dicevo, un turismo esperienziale, un turismo slow, come si dice adesso, ovvero sia lento, perché nella lentezza, ovvero sia andando, villeggiando, passando di villa in villa, in realtà si assapora il territorio circostante, si capiscono i problemi che possono avere queste ville anche osservando proprio il territorio. Dicevo dunque questo turismo lento, ma non solo lento, anche un turismo green, come c'è adesso, il verde è veramente di moda ed è qualcosa che è giustamente di moda e che parla in fondo a tutti noi, perché nessuno di noi è insensibile alle problematiche legate all'ambiente, a quella che è la bellezza di un territorio preservato piuttosto che di un parco ben tenuto. E dunque in questo senso diciamo le ville hanno qualcosa per tutti, ciascuno ci può ritrovare qualcosa in una villa. Presidente, ecco, come prodotti, perché poi arrivano i messaggi, ecco, generalmente ci sono ville a vocazione vinicola, perché insomma, non so, Villa Serego mi viene in mente Alighieri, ecco, in Valpolicella, ma è una che mi viene in mente adesso, ma ce ne sono altre, ecco. Poi al di là di queste produzioni vitivinicole, non so che cosa si produce di più nelle ville, ecco. Ad esempio c'è il vino, c'è l'olio, parlando di produzioni agricole, ad esempio dove ci sono i frutti, naturalmente ci sono le produzioni di marmellate, le produzioni di mostarde, tutto quello che è legato comunque al mondo dell'alimentazione tipico della nostra zona, per cui insomma, si fanno delle cose veramente straordinarie anche con prodotti strani, ad esempio la confettura all'uva o uno sciroppo alla melissa ed erbe. Questo è uno dei nostri soci che diciamo produce prodotti che sono veramente abbastanza originali, che non si trovano necessariamente al supermercato. Riso anche, ci sono delle ville che producono riso, ad esempio a Villa Borletta, il dominio di Pagnoli, oppure ci sono altre ville, ad esempio sto pensando a Villa Rechsteiner che è vicino a Oderzo, che produce una composta di mele e zenzero e che per di più è in modo particolare intrata sulle piccole produzioni locali. C'è l'apicoltura, per cui il miele, e questo per dire che è un po' un ritorno al mondo dell'agricoltura, in un certo senso un ritorno al passato, quello che era il passato, l'origine delle ville venete, però per costruire il futuro. È quello che mi piace moltissimo come pensiero, cioè il fatto di dire noi stiamo costruendo il nostro futuro dopo questi anni di globalizzazione in cui siamo andati tutti quanti in giro per il mondo, abbiamo girato come delle trottole, abbiamo importato i prodotti più originali dai paesi più lontani, però in realtà quello che abbiamo portato di mano è un patrimonio straordinario, e lo dico solo non come beni, come possono essere le ville venete, ma anche quello che è la produzione locale, e per di più le ville ci fanno anche capire l'importanza dell'artigianato. Che cosa significa tutto questo? Significa che in realtà a partire dalle ville si può creare tutto un indotto che anche a livello economico e sociale può essere di grande beneficio. E diciamo in questo senso abbiamo voluto introdurre anche un secondo strumento che per questo ci aiuta a capire un po' il fatto che più persone devono essere messe a contatto con questa realtà, e in questo senso abbiamo voluto offrire uno strumento che si chiama il Gran Pass. Allora questo Gran Pass è una specie di passaporto
molto bellino, molto ben fatto, molto curato, in cui sono riprese sempre queste ville che hanno aderito alla nostra iniziativa e praticamente ci sono delle informazioni di base. Il viaggiatore, perché ci piace pensare ad un viaggiatore che va di villa in villa, praticamente visita queste varie ville, possibilmente fa porre un timbro per la visita, e la nostra intenzione, se non ci fosse stato il Covid, sarebbe stata quella poi di organizzare una premiazione per chi aveva compilato il passaporto entro un che certo poi è lasso di nominale, tempo. mi pare, vero Presidente? Sì, assolutamente, è Sì. nominale, ma quello che è importante di tutto questo è che questo strumento, il Grand Pass, in realtà viene offerto a chi si associa alle ville venete attraverso gli amici delle ville venete, cioè le ville venete riuniscono tanti proprietari, sono sostanzialmente proprietari e gestori di ville venete, però siccome riteniamo che si tratti veramente di un patrimonio che debba essere condiviso, è stata creata questa categoria degli amici delle ville venete, alla quale attribuiamo veramente una grandissima importanza, e dunque gli amici delle ville venete si possono iscrivere all'associazione con una cifra modica, perché si tratta di 30 euro, ricevono questo passaporto naturalmente in omaggio e oltre a questo numerosi benefit nelle varie ville che vanno a visitare. Ma a parte questo hanno anche una corsia preferenziale, per così dire, per quelle iniziative che vengono organizzate nelle ville, perché nelle ville si organizzano veramente tante cose, però naturalmente i numeri non possono essere infiniti, per cui che sia una visita, che sia altro, è bene saperlo in anticipo in modo da potersi organizzare, e dunque gli amici delle ville venete hanno proprio questa corsia preferenziale per essere informati prima degli altri, per cui diciamo beneficiano di un trattamento proprio riservato agli amici. Con più attenzione, quindi. Con una grandissima attenzione, assolutamente. L'arricchimento che una villa veneta può apportare a livello personale, ma per i bambini, per tutte le generazioni. È proprio questo il bello, che una villa veneta è assolutamente trasversale, ovvero sia crea fascino, crea emozione in tutti, e veramente tutti, anche i sensi vengono stimolati durante la visita ad una villa veneta, perché c'è naturalmente l'occhio che ammira la bellezza e la maestosità dell'architettura e la bellezza degli affreschi, del patrimonio scultoreo, ma poi ci sono i sapori naturalmente, ci sono i profumi dei fiori nei parchi, e dunque sono delle esperienze dalle quali si esce rigenerati, assolutamente rigenerati. Arricchiti in tutti i sensi, quindi. Arricchiti in tutti i sensi. Indubbiamente. Ecco, bene, questa bella iniziativa, questo del Grand Pass, perché appunto questo passaporto nominale, mettiamolo così, quindi sconti su acquisti e su visite, itinerari, insomma, che vanno programmati in modo tale da creare anche così degli accessi molto ben corretti. Bene, allora, vediamo un attimo, i giovani, ecco, passaggio generazionale, insomma, chi è proprietario di questa villa la ama, la vive, eccetera, ma i giovani, i vostri figli, oppure al di là, insomma, genericamente, che rapporto hanno? Allora, per i giovani naturalmente è importante far capire loro, io adesso penso alle giovani generazioni che succedono poi ai loro genitori. Devo dire che molto spesso i nostri ragazzi fanno degli studi che li portano all'estero, che li portano a fare delle esperienze professionali molto diverse rispetto a quello che si può fare in villa. Devo dire che spesso e volentieri quello che si fa sentire col passare del tempo sempre più forte è il DNA, ovvero sia un patrimonio storico, soprattutto quando è familiare, ce l'ha nel sangue, uno non riesce ad abbandonare la propria casa, non riesce ad abbandonare quello che ha sempre conosciuto, e in realtà il nostro intento è proprio quello di far capire ai giovani attraverso la soddisfazione dei genitori, perché i genitori, i proprietari devono essere soddisfatti, no, di quello che fanno, devono essere orgogliosi di queste ville, e nonostante le infinite difficoltà, perché vi assicuro di difficoltà ce ne sono tantissime, anche semplicemente mantenere queste ville, non è con le visite che si riescono a mantenere le ville, però le si fanno vivere almeno, e una villa, e questo è il messaggio che l'associazione vuole dare, la villa è una struttura viva, è una struttura dinamica, e dunque i giovani nel momento in cui sentono che diciamo ci sono delle possibilità, io trovo che dobbiamo trasformare i proprietari di villa in imprenditori, cioè i proprietari di villa non sono più quelle persone che se ne stanno
sono chiuse nella loro villa, lontane dal mondo e lontane dalla realtà di tutti i giorni? Assolutamente no. E questo è un concetto che veramente io vorrei comunicare anche al pubblico in generale, ovvero sia sono delle persone che con grandissima passione si occupano di qualcosa che è molto difficile da gestire e che difficilmente genera degli introiti tali da dire qui viviamo alla grande. Assolutamente no. Se una villa si mantiene, riesce a mantenersi, è già tantissimo. Però i giovani questo lo sentono e quello che è importante spiegare loro è che possono essere imprenditori delle proprie ville, in cui c'è un incoraggiamento, il proprietario riesce a portare avanti e realizzare dei lavori. Che cosa significa? Significa che c'è un'impresa edile che lavora, significa che se si passa al restauro dei beni mobili, ci sono degli artigiani che lavorano, certo. E gli artigiani a loro volta possono formare degli altri giovani, perché anche questo è un po' un pericolo, no? Quello di perdere una delle nostre ricchezze più straordinarie, che è quella dell'artigianato. Sì. Per cui questo può incoraggiare anche i giovani, non solo proprietari di ville venete, ma anche gli altri ad approcciarsi al restauro. Poi dicevo, il fatto di avere una villa che è aperta al pubblico, che ha dei visitatori, significa che il bar del paese, perché non dimentichiamo che le ville si trovano in piccoli centri urbani, naturalmente non sono nelle grandi città, non sono situate lì. E dunque il bar del paese funziona anche il giornalaio, perché magari vende storia della villa, e poi funziona l'albergatore, perché l'albergatore ha delle persone che si fermano e soggiornano, per cui questo per far capire che è tutto un meccanismo virtuoso, un circolo virtuoso che si mette in circolazione, e io credo che in questo dobbiamo credere, perché abbiamo veramente un patrimonio anche umano, no? Di persone che è straordinario e che si appassionano. Io lo vedo quando uno entra in contatto con questo mondo, poi si appassiona. Quanti giovani abbiamo che sono dediti all'agricoltura? Ne abbiamo, e che si associano a quelle che sono le associazioni più tipiche di categoria, ma che nello stesso modo si associano anche alle ville venete, proprio perché cominciano a intravedere un futuro per queste strutture. È un dato di fatto che il nostro Veneto è la prima regione turistica, lo sapete, il turismo è concentrato tutto in città come Venezia, naturalmente, Verona, che sono le capitali, del turismo internazionale italiano. Però la valorizzazione dei piccoli centri, di sgorgare un po' le grandi città, adesso certo parliamo di tempi un po' particolari, ma in tempi normali Venezia è sovraccarica di turismo, è chiamato overtourism, cioè proprio sovraccarico di turismo, Venezia come Verona, come le altre città d'arte. Dunque alleggerire un pochino queste città di arte, e dirottare questo turismo dirottare anche da proprio, voi, come dice lei, è quella, sì, ma proprio per l'interesse che offro, perché il nostro patrimonio è talmente ricco, gli stranieri, quando ho l'occasione di incontrare, quando arrivano, dicono: ma è straordinario, perché da un paese all'altro, a distanza di pochi chilometri, avete qualcosa di straordinario, e avete una pala del Pordenone, e avete una chiesina impressionante, e un'abbazia. E veramente è un patrimonio di cui forse non ci rendiamo conto. Penso che il Covid possa averci aiutato in questo senso. Purtroppo il peso da pagare è stato troppo caro, però possa averci aiutato in questo senso a riscoprire anche quello che è proprio a portata di mano. I beni che abbiamo vicino a casa, indubbiamente. Assolutamente, puntando alla cultura, puntando alla qualità delle nostre proposte e puntando al fatto che possiamo diventare degli alleati straordinari, e che già lo siamo in una certa misura, ma possiamo veramente incrementare questa offerta per far sì che i nostri territori, il nostro Veneto, anche proprio nello specifico parlando delle ville venete, possa acquisire ulteriore ricchezza e ulteriore interessamento da parte sia di chi viene dall'estero che da chi proviene da più vicino. Certo, dalle nostre regioni, certo. Assolutamente. Ma gli stranieri sono innamorati delle nostre ville e le comprano anche in certi momenti, sono anche acquirenti.
Sì, sì, Ogni sì, ogni tanto tanto le vediamo qui da acquistano. noi anche Devo dire che spesso e volentieri sono delle persone che comunque dispongono di risorse, di capitali, o sono magari sì, degli industriali che fanno un investimento o sono dei mecenati, voglio dire, tutto questo. È vero che per poter ogni tanto riprendere in mano una villa veneta bisogna disporre di un patrimonio veramente considerevole, sì, che il più delle volte non è quello dell'attuale proprietario di una villa veneta, che magari l'ha ereditato o l'ha ricevuto in eredità, certo, bisogna certo, passare certo. il bene di generazione in generazione. Però devo dire, quando ci sono, trovo che è un peccato, diciamo, vendere le ville a degli stranieri, però io penso che sia meglio che vengano invece vendute anziché lasciarle in stato di abbandono, in stato di Ah sì, degrado, sì, e sì, poi sì. finisce che crollano e che si perdono veramente dei patrimoni straordinari. Per cui io penso che qualcuno che abbia veramente una visione da mecenate, Mm, che mm, mm. abbia questo amore per la villa e voglia salvarla, ecco, io credo che bisogna assolutamente Sostenerlo, incoraggiarlo, apprezzare, ben venga, insomma, anche se è assolutamente, straniero, esatto, insomma. sì, sì, difatti, Sì, no, ma ben infatti. venga perché Eh, voglio dire, è comunque una ricchezza che porta a tutto il territorio. Non parlo solo in termini di denaro, parlo di ricchezza, di arricchimento culturale, di arricchimento di di attenzione. attenzione, Ah, ma di certo. possibilità di lavoro, di tutto. È veramente è un mondo vastissimo quello delle ville venete, in cui tutto si incrocia. In fondo, se pensiamo all'origine della villa, era proprio quella, come dicevamo prima, il centro aziendale di una tenuta agricola, in Mm, cui mm. diciamo si lavorava, lo scopo era di lavorare, poi c'è stata questa immagine forse un po' oziosa della villeggiatura. In realtà i proprietari attuali nulla hanno di ozioso, ve lo posso No, assicurare, non mi anzi pare. Non mi sono pare proprio. estremamente... No, 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 decisamente no. Assolutamente. Mm. Noi devo dire che abbiamo però un portale, abbiamo un portale Sì, istituzionale diciamolo nostro pure. sì, delle ville venete, dunque ne abbiamo uno che si chiama villevenete.org e questo è dedicato proprio ai soci, Sì, però abbiamo anche un altro portale che invece è pensato proprio per il pubblico, e questo portale Ville Venete Tour www.villevenetetour.it, It, sì, dunque www.villevenetetour.it è proprio sì, pensato, come dicevo, per il grande pubblico, cioè praticamente come se fosse una specie di, chiamiamola pure una vetrina, in cui le ville che sono associate propongono tutte quelle al pubblico, quelle che sono le sì, varie sì, offerte che possono mettere in campo proprio in base alle rispettive certo. specificità. E dunque ci sono tutte le informazioni che un utente cerca quando desidera, ad esempio, organizzare un'esperienza in villa. Parliamo di esperienza, perché l'esperienza Mm, racchiude tutto, no? Può essere il soggiorno, può essere il pranzo, può essere la cena, la degustazione, il matrimonio, può esserci veramente di tutto. Per cui questo sito, ben fatto, invito sì, anzi gli sì, sì. ascoltatori A a consultarlo visitarlo, a veramente, sì, consultarlo, sì, perché è sì, veramente sì, ben fatto. Poi sapete, su internet si vedono le informazioni molto velocemente, poi sì, si capisce sì, sì, sì. velocemente se le informazioni piacciono, interessano, però è veramente di facile consultazione, Certo, di aiuto per senz'altro. cui consente veramente di organizzare anche degli itinerari, oppure sono proposte degli itinerari, ma di fare veramente una specie di viaggio che al limite non ha mai fine, no? Mm, Perché mm, mm. è inesauribile questo nostro patrimonio, ma Certo, sempre a portata di mano, ma di tutti. Si può andare con i bambini, si può andare con i nonni, per cui è un mondo, vi assicuro, assolutamente appassionante quando ci si avvicina. Praticamente ci rendiamo conto che la bellezza crea altra bellezza, crea svago, crea cultura, crea crea cultura, divertimento, soprattutto crea cultura. passione. Sì, sì, Esatto, sì, 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 soprattutto cultura, ma verissimo. voglio dire, crea anche tanto altro, tanto Certo, altro. Per certo. cui, insomma, noi siamo molto riconoscenti a questo nostro straordinario patrimonio, perché veramente ci dà molto.
ecco, come indubbiamente. dicevamo prima, un arricchimento vero e proprio. E noi siamo riconoscenti a voi che siete in prima, no, va detto il Presidente, e siamo alla ripartenza, siamo alla ripartenza, sì, esatto, a pieno esatto. titolo, perché insomma sono due Sì. idee molto valide, facile da appunto anche da intraprendere, soprattutto Sì. col Gran Pass, che potete così avere anche delle agevolazioni, diciamo, degli sconti, degli acquisti, dei vantaggi, e Certo. quindi insomma anche degli itinerari ben strutturati in modo tale da conoscere dal punto di vista culturale e storico questi beni. Bene, direi che ci siamo, idee buonissime, progetti ottimi e senz'altro saranno di successo. Sì, te la ringrazio veramente Grazie molto e Presidente, ringrazio i buon nostri lavoro e ascoltatori. ci aggiorneremo, ci aggiorneremo. Assolutamente, siamo Ok, qua. grazie Grazie infinite. Presidente, alla prossima, Arrivederci, grazie, buongiorno, arrivederci. arrivederci.